Blitz all'alba al campo nomadi di Via Longhin. La polizia ha sgominato una banda di rom che realizzava furti e rapine ai danni di rappresentanti orafi e furgoni portavalori. La squadra mobile di Padova ha operato con il supporto dei colleghi di Milano, Treviso, Vicenza, Udine, Venezia, Verona, Rovigo, Belluno e Forlì. L'indagine, condotta dal pubblico ministero Benedetto Roberti, ha riguardato un'associazione a delinquere dedita ai delitti contro il patrimonio, alla ricettazione e al riciclaggio di consistenti somme di denaro. È un'attività lunga 3 anni che si è conclusa con l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare richiesta dal dottor Roberti e che ha permesso di delineare l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere strutturata orizzontalmente con legami familiari di soggetti dediti a reati contro il patrimonio, in particolare rapine a gioiellerie, rappresentanti orafi. Gli agenti arrivati sul posto con diverse volanti hanno eseguito ben 18 ordinanze di custodia cautelare disposte dal GIP Cristina Cavaggion. Chiaramente parliamo di un campo, almeno questo di Via Longhin, molto ampio e dove c'è un numero consistente di residenti, per cui ci siamo chiaramente adeguatamente organizzati e quindi anche con l'ausilio prezioso dei vigili del fuoco abbiamo poi proceduto al sigillo di tutta l'area e quindi poi all'intervento finale. Gli arrestati, a quanto risulta, erano in grado di attivarsi per ripulire e riciclare le banconote macchiate dai dispositivi di sicurezza dei furgoni portavalori. In provincia di Treviso e Udine sono state recuperate centinaia di banconote macchiate, frutto delle razzie. Erano state sepolte in alcuni campi incolti. A capo della banda un rom di 27 anni, Antonio Braidic, detto Totti. A capo c'è un giovanissimo, si chiama Braidic Antonio detto Totti, che nonostante l'87 era colui il quale si faceva di fatto portavoce come capo organizzatore di tutti i colpi e quindi era colui il quale dettava i tempi per la commissione di questi delitti. Una cinquantina gli episodi contestati, ma si ritiene possano essere molti di più. All'operazione hanno collaborato il reparto prevenzione crimine del Veneto e i vigili del fuoco.